Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è la 22esima giornata della Serie A della Lega Calcio 8 che mette di fronte Venere in Bikini e Roma Calcio 8. Partono forte i giallorossi con Seferi in possesso di palla. Si ferma Seferi, prova a liberare il sinistro, palo pieno di Seferi. La Roma continua nel suo attacco dalla destra, rientra sempre Seferi, il suo passaggio Pettinari, si gira alla grande Pettinari e batte Opara sul secondo palo, gran sinistro di Pettinari, la Roma è in vantaggio 1-0. L'arma della Venere in Bikini, calci di punizione, parte Eusebi, Goletti sull'incrocio incredibile. Corner battuto corto dalla Roma, c'è il cross dentro, Guadagno e Opara si supera. La Venere in Bikini adesso prova a correre in orizzontale, Eusebi, palla dentro, Borsci la protegge e la riscarica! Eusebi il suo piattone, una sentenza nulla da fare, per Goletti è l'1-1 della Venere in Bikini. C'è Midulla che sale a sinistra e rientra su Eusebi, il suo destro, c'è una deviazione sul palo. Palla a sinistra. Stoppata da Natalucci, si interroga sul da farsi, poi lascia partire un cross e D'Alessio è sua, la deviazione vincente, Gianluca D'Alessio, 2-1 della Venere in Bikini. La Roma è tutta in avanti, allora Eusebi col tracciante per Princigalli, attenzione 1 contro 2, molto veloce Princigalli. Prova a sfidare in dribbling, il suo destro che esce di un nulla. Seferi, servito sulla destra, prova a risollevare le sorti della Roma, il suo dribbling. Se la mette sul destro, il cross dentro, Guadagno col sinistro, fuori di poco. Attenzione, altre proteste del numero 10 della Roma Sestili, arriva sì il secondo giallo e il conseguente rosso, se ne va sotto la doccia Sestili. La Venere attacca in contropiede quando non c'è più tempo, 2-1 per gli uomini di Eusebi, ha vinto la Venere in Bikini che prosegue la lotta in vetta, la Roma Calcio 8 come l'è andata, con una grande prestazione, esce sconfitta con un'espulsione nel finale. Oggi era importantissimo vincere, lo sapevamo che era difficilissimo, una squadra forte, grintosa, abbiamo già pareggiato 4 pari in Coppa Italia, lo sapevamo che era una partita difficile, sono contento che abbiamo messo un po' di pressione a Checco, lo Scapigollo.